Presidente, la sua Presidenza resterà in linea con la Presidenza Artoni o prevede delle innovazioni che può anticiparci? No, sostanzialmente continueremo la linea, come dicevo, di collaborazione fattiva, leale e nella nostra autonomia nei confronti della Regione, nel senso di portare avanti progetti auspicabilmente condivisi, ma anche ovviamente far valere poi le nostre posizioni quando ci fossero elementi di non concordanza con le loro scelte. Lo scenario mondiale è uno scenario mondiale che ha sì superato la crisi, il momento più drammatico della crisi. Speriamo che in questi giorni la finanza non ci riporti di nuovo al 2009, ma questo superamento della crisi ha corrisposto anche un'accelerazione nel cambiamento degli equilibri mondiali dell'economia, e questo è un qualcosa di cui tutti quanti dobbiamo tenere conto, e anche noi nel fare il nostro programma dobbiamo tenere conto. Il discorso in una sostanza è che lo spostamento dei pesi sempre più a favore pesi in termini sia di consumi che di produttività, di ricchezza, di trasferimento di ricchezza sempre più verso nuove aree del globo, fanno sì che le previsioni per non solo l'Emilia, non solo l'Italia, ma per tutta l'Europa continentale, siamo quelle che fanno parte di questa Europa, siano previsioni sicuramente di perdita